Cos'è successo mercoledì? E niente, è successo che mi sono trovata in casa, pensavo una persona, alla fine erano 2. I ladri. Sì, certo, i ladri. Paura e terrore a Cappelletta di Noale mercoledì scorso durante l'ora di cena quando Manuela insieme al marito si è ritrovata faccia a faccia con i ladri. E scendo dalla cucina, me lo son trovata davanti bello tranquillo che scendeva le scale con una federa nella quale aveva messo quello che ha potuto trovare. Bottino di circa 1 migliaio di euro tra monili e oro, ladri che hanno agito in camera da letto, ma non lasciando ogni cosa alla rinfusa, anzi riponendola e ripiegandola, come si vede dalle foto scattate subito dopo il blitz. Si tratta del secondo furto subito in appena 2 anni, il primo a gennaio 2022. L'altra sera i ladri sono riusciti ad entrare indisturbati in casa accedendo dalla porta tagliafuoco lasciata aperta e disattivando pure il sistema di videosorveglianza. Praticamente questo scendeva da qui e l'hanno spento perché abbiamo le telecamere qui, poi ci sono anche dentro. Ladri messi in fuga dalla stessa Manuela, la depredata, che li ha inseguiti fino al cortile. Io come l'ho visto dentro in casa, non so, non ho capito più niente e ho urlato, ho iniziato a seguirlo, quindi l'ho seguito in questo giardino. Quando sono arrivata qua mi sono accorta che c'era anche un'altra persona che stava già scavalcando. Questo ha corso, ha scavalcato la rete e quando ha capito che io non potevo scavalcare la rete perché ho appunto dei problemi al ginocchio, mi ha sorriso, mi ha detto delle cose che io non ho capito. Incaricati delle indagini carabinieri, il doppio appello di Manuela, il primo anche in qualità di portavoce dei residenti, al sindaco Stefano Sorino. Io questa mattina proprio ho chiesto un appuntamento al sindaco perché secondo me ne senti troppe. È ora che facciamo qualcosa di concreto, non so se servano più forze dell'ordine, adesso magari dico una cosa, una stupidaggine, però c'è anche l'esercito, in alcune città interviene l'esercito, quindi io penso che Noale e le zone limitrofe abbiano bisogno di avere più, come dire, che ci siano persone che ci tutelino di più. Infine, l'invito alla comunità affinché ciascuno riesca a dare una mano alle forze dell'ordine per la cattura dei criminali. Noi cittadini dobbiamo denunciare, perché io credo che se non arrivano le denunce, le forze dell'ordine non hanno del materiale sul quale avere dei riscontri.